Graziano, siamo a Pescara, ragazzi, dobbiamo portare pomodori in quel di Torino, ragazzi. Pomodori a Torino, una cosa molto curiosa. Noi che andiamo, sono le 2 di notte, sono 596 km, quindi neanche troppi, dai, una roba giusta. Frena Cuba. Ok. Ok, togliamo via qua gli abbaglianti e siamo a Pescara, ragazzi. Quindi siamo rimasti a Pescara dall'ultimo viaggio. Ok, andiamo dritti. Ecco, qua c'è un bel rimorchio della Coca-Cola. Madonna, ancora ma sti semafori rossi che becco, ma porca di quella porca. Tutti rossi mi becco. Ok, possiamo andare. Ecco, un po' di clacson e vai. Perfetto, per fortuna una tappa non lunga, cercando di fare tappe più rapide, diciamo, in questo momento. Più voglia di fare tappe rapide. Ok, i tasti, ricordiamoceli. Buono. Siamo qua nel bellissimo... Guarda che piccolo qua. Sto casello. Dai, frena, porco, frena. Molto bene. Very good. Perfetto. Andiamo verso l'A14, andiamo. Ok. Cerchiamo di tenere il più possibile, cioè di tenere il meno possibile gli abbaglianti, perché sennò si incazzano qua i guidatori. Frena, freno. Mamma mia. Il cum rischia. The cum rischia. Mamma mia, è proprio notte pura, eh. È veramente notte pura, sta anche piovendo. Inizia a piovere. Pioggia notturna a Pescara. Però io direi a sto punto di riposarmi e andare di giorno, perché è più bello, secondo me. Cioè, veramente di sera non vediamo ugaz. Benzina, no, insomma, benzina in realtà non ne abbiamo tanta. Ora facciamo tutto, dai. Ok. Carichiamoci per bene. Vai, 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 vai. Spendiamo i big money. Che dobbiamo fare la benza, dobbiamo fare. Muovite però, vecchio, su. Mamma mia. Ok. 3 milioni. Così, di benza. Perfetto. Occhio. Buono. E adesso andiamo anche a riposare. Ok. Parcheggiala bene, come. Vai. Nanna. Ti stai riposando, sto anche trombando in realtà. Perfetto. Sono le 11:30. E possiamo guidare con il sereno, perché sinceramente stare di notte su un gioco così ha poco senso, a mio modesto parere. Perfetto. 587 km all'arrivo. Ok, siamo al casello di Bologna. Ok, siamo al casello di Bologna. Perfetto, ho trovato abbastanza traffico, sinceramente, un traffico abbastanza curioso, veramente. Pieno di gente qua, eh? Vai. Però le volte che ho preso il casello in pieno sono le cose epiche, cioè, veramente sono le cose che rendono il cume unico, secondo me. 314 km mancano, ok. Mi godo. Andiamo andare dritti, allora di qua si va per Padova, vicino a casa del cume. Però veramente c'è traffico, si vede che alle 13:45 c'è gente, cioè, martedì 13:46 ho trovato un trafficozzo anche in autostrada, ho sorpassato veramente il camion in stile Formula 1.
prenda anche... Mancherebbe solo che prendo anche la multa. Ma dai, ma no, per 10 kg, ma vai a fare in culo, figlio di puttana obesa, ma dai. No, veramente, quasi faccio il cazzo, però mamma mia sto qua come per una paura. Ok, raga, ok. Siamo vicinissimi a Torino, mancano 100 km praticamente, abbiamo anche la polizia davanti, che bello. E veramente tanto traffico, beh, cioè, chiaramente la 1 con Milano, Torino, insomma queste grandi città qua sono sempre molto trafficate, e poi insomma anche in siamo anche in un orario bello cazzuto, e ci sta insomma. Quindi c'è questo traffico che rompe abbastanza i coglioni, però dobbiamo accettarlo, abbiamo voluto mettere le mod del traffico, e ci teniamo il traffico. È tutto più reale qua. Ma poi siamo anche al casello, sì, ciao. Proprio al casello qua. Per entrare a Torino praticamente. Coglioni. Dai, costa Peugeot. Dai, come regalaci un sogno. Arriva sano e salvo a Torino. Ok, mettiamoci su questa che non c'è nessuno, sull'altra era strapieno. Dai. Ok. Perfettus. Stiamo attenti che fuori dai caselli è sempre pericoloso. Io ho fatto tanti di quegli incidenti qua, fioi, mamma mia. Una roba grande proprio. Il gioco sarebbe perfetto se c'era anche la neve, cazzo, magari con i, tipo, non so, i paesetti di montagna, tipo andare a Cortina sui tornantelli, così era proprio la perfezione. Un gran gioco per me Euro Truck Simulator, è solo che è un gioco come tutti i simulatori che va giocato quando si ha voglia, come Fly, come Train Simulator, se no ti spacchi i coglioni, questo diciamo è l'unico difetto. Oddio, la polizia così non mi piace tanto, vabbè. Tanto non siamo su GTA, non puoi farmi un cazzo anche se ti sorpasso a destra. Ciao porco, ciao. E questo va di qua. Andiamo in Piemonte, ne. Ok. Siamo a casa della Juventus e del Turinus. Buono, buono, siamo arrivati. Un po' meno traffico qua a Turin. Ma ormai ci siamo. Sento già odore bianco-nero e granata. 30 km. Non me l'ha che mi ha trovato bel tempo, insomma, dai. Era più nuvoloso a Milano comunque. Ok, siamo al casello. Siamo al Casellus. Oh, guarda la Bayer. C'è il rimorchio della Bayer. No, frena, porco, mamma mia. No! Ah! Abbiamo le casse psichedeliche davanti, madonna che fastidio. Dai però, dai. Buzzurro. 16 fottutissimi euro. Buono, 16 km e siamo arrivati in quel di Torino. Non mi arrivano messaggi sexy. Non so se proprio vado a Torino centro, però vediamo. Ok. Uscita a Torino, uscita a Torino. Perfetto. Devo stare anche attento a un Audi davanti. L'abbiamo già esplorata a Torino e quindi l'abbiamo già vista purtroppo. Boeing. Danone, Boeing. Dai, Aerolines, dai. Ecco, meno male che giri, stronzo. Oddio, oddio, semaforo rosso. Ah, che
Odio i semafori rossi in centro, cazzo. Allora c'è anche la mole alla nostra destra. Possiamo andare? Ok. Very good. Ok. Aspetta un attimo. No, non è di qua. Ok, ho fatto la cagata. Merda, no, 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 guarda che ammazzo un pedone. Scusate ragazzi, momento di panico. Ma siamo rincoglioniti, ma è di qua o no? Ok. Perfetto. Arrivati. Portati i pomodori. Yes. Ottimo lavoro. Pa, pa, para, pa, pa. Buono. Perfetto, sono sempre per specializzato, va bene. Va buon raga, un saluto dal comandante veneziano, anche questa tappa è andata. La Veneziana dei Trasporti vi saluta. Ciao!